Due ex collaboratrici accusano il parlamentare agrigentino Lillo Pisano, niente stipendi e avanzi sessuali. Il deputato nega e annuncia querela per Ismaele Lavardera, che ha denunciato il caso con un suo video. La solidarietà dei componenti del partito. Si dimette il direttore generale della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura 2025, Roberto Abergoni, dopo l'approvazione del bilancio. Misura cautelare per un 55enne di Sciacca per maltrattamenti in danno della compagna e del figlio. Assemblea del sindacato Confsal dei Vigili del Fuoco ad Agrigento alla presenza del segretario generale. Si è discusso del rinnovo del contratto e delle carenze di organico. Inaugurato il Giardino della Pace su iniziativa dell'Associazione Vittime di Guerra davanti alla prefettura di Agrigento. Il Partito Socialista Agrigentino lancia la proposta di un tavolo del centro-sinistra in vista delle prossime elezioni provinciali. Concorso regionale stamani dell'Associazione Barman all'Istituto Gallo di Agrigento. Compie 25 anni di attività, il CAV, Centro Aiuto alla Vita. Il Castrum Favara chiama a raccolta i propri tifosi in vista delle due partite casalinghe e sconta i biglietti d'ingresso. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 26 marzo, mercoledì. Contratti non pagati e richiesta di sesso in cambio di lavoro. Bufera sull'onorevole Calogero Pisano. Ce ne parla la collega Margherita Trupiano. E di nuovo nell'occhio del ciclone il deputato nazionale di Fratelli d'Italia Calogero Pisano, che dopo essersi scrollato di dosso la vicenda di qualche anno fa dell'inneggiare al nazismo che lo aveva fatto allontanare da Fratelli d'Italia, adesso si trova nuovamente su tutte le prime pagine dei quotidiani per una storia pesante: contratti di lavoro non pagati e richiesta di sesso in cambio. Un racconto che viene fuori dopo la sua presenza ufficiale al congresso cittadino di Fratelli d'Italia, che in un certo qual modo ne ha sancito il rientro tra i meloniani, essendo Pisano sulla locandina tra i relatori tutti del partito. È stato Emanuele Lavardera, deputato regionale leader del movimento neonato controcorrente, a tirare fuori le dichiarazioni di due donne che hanno accusato Pisano di non aver pagato loro le spettanze dovute per l'attività di impiegate e di essersi alle stesse proposto con avance sessuali. Non si è fatta attendere la risposta di Pisano, che in un post social si è dichiarato amareggiato per la violenta e incomprensibile aggressione ricevuta, danneggiata in grave modo la mia immagine, dice, ferita la mia dignità e infangata la funzione che rappresento. E per tutto questo, dichiara, il ricorso alle vie legali. E parte della politica ha fatto subito quadrato intorno al deputato, al quale sono pervenuti numerosi attestati di solidarietà. Di fatto, i solleciti di pagamento che le due donne hanno inoltrato al deputato esistono, considerato che Lavardera li ha acquisiti e Repubblica li ha anche pubblicati. E la vicenda legata alle avance sessuali, che rimane più nebulosa. Pisano smentisce tutto, mentre le donne accusano, un passaggio grave e difficile da dimostrare, sul quale pesa già però il tradizionale vecchio adagio, tutto maschilista e storicamente purtroppo di grande presa sulla fragilità del ruolo femminile, ovvero che siano state le donne a proporsi per avere un posto di lavoro. E il segretario provinciale di Fratelli d'Italia Adriano Barba, la coordinatrice cittadina di Agrigento Paola Antinoro, i sindaci Castellino di Palma di Montechiaro, Ruvolo di Ribera, Nicastro di Casteltermini, Cinà di Bivona, Cirillo di Montallegro, Di Bernardo di San Biagio Platani, Dazzo di Luccasicola, la presidente del Consiglio Comunale di Favara Mira Mignemi, il capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio Comunale di Agrigento Simone Gramaglia, il consigliere comunale Sergio Burgio, il coordinatore cittadino di Porto Empedocle Giuseppe Todaro, manifestano la propria solidarietà all'amico deputato Calogero Pisano, vittima di una violenta aggressione mediatica che va oltre la questione giuslavorista. Siamo certi della sua correttezza umana e istituzionale e siamo sicuri che saprà dimostrare la sua totale sanità alle infamanti accuse.
Roberto Albergoni, dirigente generale della Fondazione Agrigento 2025, che ha curato il dossier per la candidatura di Capitale della Cultura, ha rassegnato le sue dimissioni dall'incarico. Il nostro servizio. Roberto Albergoni, direttore generale della Fondazione Agrigento 2025, ha rassegnato le sue dimissioni dall'incarico. La notizia, pubblicata sui maggiori siti e su Quotidiano Repubblica e La Sicilia. Albergoni è l'uomo che ha curato il dossier per la candidatura di Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025, e diversi progetti come quello di Gibellina, Capitale dell'Arte Contemporanea per il 2026. A gennaio, subito dopo l'inaugurazione ufficiale con il Presidente della Repubblica Mattarella, a lasciare era stato il Presidente della Fondazione, il professore Giacomo Minio, dopo una serie di polemiche sulla gestione dell'evento. Albergoni ha rassegnato le dimissioni dopo l'approvazione del bilancio della Fondazione, con la nuova Presidente, il prefetto Maria Teresa Cucinotta, che aveva anche espresso la volontà di servirsi di un consulente esterno. È una decisione presa da tempo, lascio il mio incarico con la consapevolezza di avere garantito le condizioni per l'attuazione del programma, dichiarando in un'intervista a Repubblica. E sulle dimissioni di Roberto Albergoni interviene oggi prontamente il sindaco di Agrigento Miccichè, affermando: esprimo la mia più sincera gratitudine per il contributo significativo, l'impegno costante profuso da Roberto Albergoni durante il suo operato. Albergoni, uomo dallo spirito colto, visionario e di grande tenacia, è stato il fautore e l'anima del progetto, tra i primi ad avere lanciato lo sguardo su Agrigento, Capitale Italiana della Cultura, e le sue grandi potenzialità. Albergoni, continua il sindaco, ha voluto garantire prima di dimettersi la realizzazione dei progetti del dossier di candidatura e sono certo che continuerà a offrire il proprio sostegno ad Agrigento 2025. Anche il parlamentare del PD Giovanna Iacono dice la sua sulle dimissioni di Roberto Albergoni. Non solo il direttore generale della Fondazione, ma uno dei padri del progetto Agrigento Capitale della Cultura sono l'ennesimo colpo che segna il fallimento di una gestione che ha trasformato una grande occasione in terreno di conquista per poltrone e interessi politici di partito. Agrigento meritava più rispetto e amore. Gli agrigentini e le realtà, continua il parlamentare Iacono, che con mille difficoltà in quest'anni avevano provato a costruire un'offerta culturale per la città, meritavano un riscatto e un'opportunità che giorno dopo giorno viene negata da una classe politica che evidentemente non era preparata e all'altezza della sfida. Il coordinatore cittadino di Italia Viva, Roberta Lala, dichiara: svaniscono così gli ultimi sussulti di speranza per recuperare un evento che era partito male e sta proseguendo peggio. Prima l'incredibile, mai motivata esclusione dell'onorevole Mangiacavallo, anima del progetto anche su un piano formale, poi l'uscita imposta al dottor Minio, persona per bene e competente nelle cui mani era stata affidata la Fondazione. Ma con le dimissioni di Roberto Albergoni, conclude Lala, stratega per tutte le stagioni, ma anche il direttore generale della Fondazione, si è proprio toccato il fondo. Su richiesta della Procura della Repubblica, il GIP del Tribunale di Sciacca ha applicato la misura cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese con l'applicazione del braccialetto elettronico a carico di un pregiudicato di 45 anni per maltrattamenti in danno alla compagna e del figlio minore della coppia e servizio. Su richiesta della Procura della Repubblica, il GIP del Tribunale di Sciacca ha applicato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese con l'applicazione del braccialetto elettronico a carico di un pregiudicato di 45 anni. Le indagini sono state condotte dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sciacca, coordinate dalla Procura della Repubblica, e hanno consentito di accertare una pluralità di gravi condotte maltrattanti dell'indagato in danno dell'ex compagna e del figlio minore della coppia. In particolare, nel corso della lunga convivenza, l'odierno indagato avrebbe imposto alla giovane donna un regime di vita vessatorio, insostenibile, incompatibile con normali condizioni di vita, tanto da ledere l'integrità fisica e la personalità morale della vittima. Tali condotte perduravano da diversi anni, con cadenza quasi quotidiana, hanno ingenerato nella giovane ragazza forti stati d'ansia e un fondato timore che con il passare del tempo il figlio ne avrebbe subito le conseguenze. La donna, in un progressivo percorso di avvicinamento all'autorità precedente, si è determinata a riferire sui maltrattamenti subiti nel tempo. Per il principio di presunzione di innocenza si puntualizza che la posizione dell'indagato non è definitivamente accettata e il successivo giudizio di merito verificherà l'eventuale effettiva responsabilità dello stesso.
Inaugurato a Enna il nuovo anno accademico dell'Università Core alla presenza del ministro Bernini e del presidente della regione Schifani. Siamo molto orgogliosi innanzitutto della presenza del ministro Bernini e poi della crescita dell'offerta didattica universitaria e culturale in genere che sta vivendo in questo momento il mondo della Sicilia. Noi siamo grati al Ministro perché ricordo che uno dei primi atti ufficiali è stata partecipare all'inaugurazione dell'anno accademico di Catania e in quell'occasione ebbe a dirmi che si sarebbe impegnata per un obiettivo strategico per la nostra salute pubblica, l'abolizione del numero chiuso nella facoltà di medicina. L'ha detto, l'ha fatto. Questa è la politica del fare che noi ovviamente abbiamo sempre coltivato e che apprezziamo. Noi saremo il presupposto di quello che sarà tramontato. Avendo abolito i test, dopo ventennali tentativi di farlo, finalmente ci siamo riusciti e avendo superato il numero chiuso, così come lo abbiamo conosciuto fino ad ora, per me valorizzare i corsi di laurea in medicina, chirurgia, odontoiatria e veterinaria è una priorità. E se il cuore pulsante della Sicilia può formare medici che siano medici di qualità, in grado di mantenere gli standard qualitativi straordinariamente elevati che tutto il mondo ci riconosce, ecco, io sono sicura che Enna possa essere un presidio, un pilastro di qualità della formazione. E si è svolta ieri l'assemblea regionale Confsal dei Vigili del Fuoco Sicilia, presente il segretario generale Franco Giancarlo. Tra gli argomenti trattati il rinnovo del contratto 22-24 e la carenza degli organici. Le interviste. Oggi un'interessante assemblea sindacale dove sono emersi interessanti spunti. Ci faccia un riepilogo gentilmente. Sì, oggi è stata un'importantissima riunione perché abbiamo aperto qui in Sicilia la prima riunione regionale che poi estenderemo sui territori perché ci sono dei processi riformatori in atto che riguardano sia il contratto nazionale di lavoro che anche l'ordinamento del personale. Su questa logica qui abbiamo lavorato durante l'assemblea in maniera intensa e determinata affinché potessero uscire delle rivendicazioni che poi porteremo chiaramente al tavolo di trattativa. La cosa positiva è che abbiamo chiuso il contratto 2022-2024 e già nella legge di bilancio 2025 sono già postate le risorse per quanto riguarda il rinnovo del contratto 2025-2027 che a breve ci appresteremo a diciamo, modificare. L'altro aspetto molto positivo è che abbiamo chiaramente le risorse necessarie per la modifica dell'ordinamento e quindi la legge delega sull'ordinamento del personale. Questo garantirà certamente una condizione migliore diciamo, per tutti i colleghi che dovremo tradurre sempre con l'obiettivo di migliorare in qualche maniera la sfera del soccorso, perché avrà una ricaduta favorevole sulla sfera del soccorso, chiaramente che garantirà certamente un servizio migliore nei confronti della cittadinanza. L'ultimo aspetto, e non per ordine di importanza, è quello che oggi anche qui è stato un momento glorioso, molto bello, perché dai dati che abbiamo ricevuto dal MEF, quindi dai dati ufficiali, abbiamo raggiunto la rappresentatività per il triennio successivo sia per quanto riguarda l'area del personale che per i dirigenti direttivi. E per questo va un ringraziamento a tutti i quadri, chiaramente della Sicilia in primis e a tutta Italia, per aver consentito il raggiungimento di questo importante obiettivo che ci garantirà chiaramente le prerogative sindacali e soprattutto ci garantirà la possibilità di partecipare non solo come firmatari di contratto, ma anche attraverso l'istituto nuovo della rappresentatività, di poter partecipare alla contrattazione e alla concertazione, che sono i momenti determinanti dove si sviluppano chiaramente le condivisioni al tavolino per portare miglioramenti al corpo. C'è una carenza cronica di personale regionalmente, ma anche ad Agrigento ci risulta che spesso siamo stati testimoni di varie manifestazioni perché proprio si auspica un aumento di organico. Su questo proprio ieri, alla presenza del sottosegretario onorevole Emanuele Prisco, che sta diciamo molto vicino alla categoria, onorevole di Fratelli d'Italia, abbiamo preso l'impegno di fare una riunione specifica per quanto riguarda la rimodulazione dell'organico e i vari potenziamenti che sono in itineri. Noi avremo un periodo da qui fino ai primi mesi dell'anno prossimo di assunzioni che copriranno sia il turnover ma di assunzioni innovative, cercando chiaramente di porre rimedio
a quelle che chiaramente sono le carenze d'organico attraverso una rimodulazione più appropriata dell'organico. Ci sarà anche un miglioramento nei mezzi di soccorso? Certamente sì, c'è anche l'iniziativa per quanto riguarda il potenziamento della flotta sia aerea che sia quella terrestre. In più ci sono state anche gli acquisti di 7.000 e 7.500 mezzi tra ibridi ed elettrici, però siccome la cosa più importante sono i mezzi di soccorso, su questo aspetto c'è già una pianificazione in atto che garantirà in qualche maniera un... Parte da Agrigento grazie al segretario generale e ai segretari nazionali per dare uno slancio alla nostra categoria, alla nostra organizzazione sindacale che parte da Agrigento, non perché è la capitale della cultura, ma perché è la capitale di chi crede al sindacato, quindi che lo fa con passione e con determinazione. Come ci siamo prefissati, ci saranno molti argomenti che oggi discuteremo per il rilancio del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Si parlerà di legge delega, quindi processi ordinamentali, si parlerà del contratto di lavoro già scaduto e che quindi lo andiamo a rivalutare di nuovo e quindi partirà un altro contratto di lavoro per il passaggio di tutte le risorse economiche che possono arrivare. E quindi le mobilità che hanno contraddistinto, diciamo, il Corpo Nazionale e che quindi arriveranno, noi ce lo auguriamo, risorse in questo territorio, quindi in questo territorio che sia Agrigento, che sia tutta la regione Sicilia, per combattere e mettere in atto tutte le emergenze, anche le emergenze che possono succedere, anche perché il mondo cambia e quindi noi andiamo dietro al mondo per avere più risorse e continuità. La Confesal oggi si dimostra una grande organizzazione sindacale dove la cultura e quindi la possibilità di essere grandi all'interno del sindacato possa portare grandi risorse per il Corpo Nazionale. Ad Agrigento l'Associazione Nazionale Vittime Civili delle Guerre ha inaugurato uno spazio verde per la pace davanti alla prefettura di Agrigento. Le interviste di Davide Sardo. Uno spazio verde per la pace dinanzi alla prefettura di Agrigento, cosa vuole rappresentare questa iniziativa? Allora, la NVCG ha una storia di 82 anni. Nasce nel 1943, nasce prima della stessa Repubblica Italiana che è nata nel 1948. Noi siamo presenti nel territorio, testimoniamo attraverso i nostri laboratori scolastici, attraverso il nostro impegno, la costante azione per i giovani, per garantire ai giovani un futuro migliore e soprattutto di pace, per ridare a chi ha perso il sorriso di riacquistarlo e a chi ce l'ha di non perderlo. L'iniziativa soprattutto va rivolta all'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, perché oggi viene consegnata loro questo spazio verde, quindi ancora una volta dimostrano la dedizione a questa città e l'attaccamento, non solo a tutto ciò che è il valore e il patrimonio di questo territorio, ma soprattutto questo impegno che loro garantiscono, ma è un impegno simbolico, quindi curano questo spazio verde, però nello stesso tempo in questo modo noi ricordiamo tutti coloro che sono stati vittime di tutte le guerre, ma soprattutto quelle che hanno interessato la nostra nazione. Quindi il valore è simbolico, l'iniziativa va sicuramente collocata in questa ottica, quindi io non posso che ringraziare l'associazione per il loro impegno e per l'azione che svolgono in coesione con il territorio e con tutta la società civile. Sindaco, questa iniziativa per la città di Agrigento cosa rappresenta, cosa vuol dire? Ma è un'iniziativa importante, rappresenta prima di tutto che esiste un'associazione da 80 anni e che la memoria è importante, e poi anche inculcare ai giovani anche oltre la memoria anche un senso civico, cioè un rispetto dell'ambiente, il rispetto dell'aiuolo, il rispetto di tutto quello che ci circonda perché è nostro. Queste iniziative devono essere assolutamente sostenute perché
ogni segno tangibile verso la pace va assolutamente incoraggiato, e devo dire anche la scelta della posizione è estremamente felice, perché è un punto di passaggio, di incontro verso il salotto della città, e perciò tutti passando hanno la possibilità di un momento di riflessione su un tema che è sempre protagonista e ancor di più oggigiorno. E la Federazione Provinciale del Partito Socialista Italiano di Agrigento, per mezzo del suo coordinatore provinciale Roberto Polizzi, lancia la proposta di convocazione di un tavolo provinciale dei partiti del centro-sinistra, pur non avendo sindaci ed amministratori eletti nelle proprie liste, ma simpatizzanti eletti in liste civiche, specie nei piccoli centri, propone di convocare un tavolo programmatico e organizzativo tra i partiti che si riconoscono nel centro-sinistra, al fine di provare a realizzare una convergenza sulle candidature per le prossime elezioni provinciali, possibilmente nel prossimo fine settimana. Al via stamani presso l'Istituto Enogastronomico Gallo il concorso regionale Barman. Noi abbiamo seguito la cerimonia. Al via stamani ad Agrigento presso l'Istituto Enogastronomico Niccolò Gallo il concorso regionale ABI Professional Sicilia. Il concorso si è svolto alla presenza del consigliere nazionale ABI Professional Domenico Randazzo e del coordinatore regionale ABI Professional Sicilia Antonino Santoro. Il concorso, strutturato in 3 categorie, ha visto il confronto di Agrigento barman provenienti da tutta la Sicilia. I vincitori di ogni categoria accederanno alle fasi nazionali che si terranno nel prossimo autunno. Oggi è il nostro 11° concorso regionale, naturalmente i primi 2 finalisti che andranno al nazionale, che probabilmente si svolgerà in Valle d'Aosta. Sono veramente emozionato oggi a vedere tutti questi ragazzi, tutta questa platea di giovani, perché anche noi abbiamo iniziato dalle scuole alberghiere, quindi per noi la scuola alberghiera è un punto fermo, è un punto importante, e quindi veramente sono emozionato a vedere tutti questi ragazzi che ci seguono. Ecco, oggi fare il barman rappresenta un po' un lavoro di nicchia, ecco, un lavoro particolare. Sì, il nostro lavoro intanto è un lavoro molto impegnativo, quando gli altri si divertono noi lavoriamo, però come ha detto poco fa la dirigente bisogna farlo con passione, se si fa con passione tutto viene più facile e la stanchezza si sente meno. Sì, una giornata eccezionale perché è un evento che per la prima volta si svolge qui ad Agrigento, è il concorso regionale dell'ABI, dell'Associazione Barman Italiani, e qui la delegazione chiaramente siciliana presente al completo, che oggi offrirà ai ragazzi, alla nostra scuola, l'opportunità di conoscere più da vicino la professione del barman ad alti livelli, logicamente. Questo ha un ruolo importantissimo, e il ruolo è quello di motivare, di entusiasmare i ragazzi a una loro possibile futura professione, e lo faranno con la loro sapienza, con la loro esperienza, con il loro entusiasmo, che è tipico di chi, amando il proprio lavoro, vuole trasmetterlo agli altri. E saranno molto impegnati per l'intera giornata. Il nostro auditorium si è trasformato veramente in una vera e propria sala rappresentativa, e spero tanto che di queste esperienze possiamo farne anche in futuro, perché sicuramente per la scuola rappresentano un valore aggiunto, e la scuola dimostra ancora una volta di avere come obiettivo l'eccellenza. E oggi siamo qui, ci troviamo in questo istituto alberghiero Gallo, intanto per dare visibilità a questi ragazzi e cercarli di portarli in ambito lavorativo nella nostra categoria, quella dei barman, e infatti oggi cercheremo di coinvolgere questi ragazzi in una categoria speciale dedicata al nostro grandissimo presidente che si chiamava Umberto Caselli. Perciò partecipare per questi ragazzi giovani, diciamo, è uno stimolo, e cerchiamo di stimolarli ad amare questa professione e coinvolgerli per cercare poi di farli entrare nella nostra associazione. È un impegno, diciamo, notevole questo, è proprio un'arte, insomma, no? È un'arte, la mixologia, la decorazione,
è tutto. Diciamo. Bisogna anche sapere scegliere i gusti, le varie tendenze, insomma non è semplice. Non è facile, bisogna sempre aggiornarsi, anche perché i prodotti che escono sono sempre tanti, diversi gusti, ormai anche perché adesso la mixologia si è avvicinata pure alla cucina, si prendono molte cose dalla cucina, rosmarino, alloro, si fanno degli infusioni, dei giuni infusi, vodka, di tutto, poi si fanno degli homemade, dei cordiali. Tutto. Ecco, come si fa ad arrivare a essere barman? Cosa bisogna fare uno studente? Intanto non si nasce barman perché nessuno nasce con una professione del genere. Si diventa barman, bisogna essere stimolati. Questi ragazzi bisogna intanto che abbiano degli insegnanti che li stimolano, che li portano ad amare questa professione, che è la professione più bella del mondo. E anche l'Associazione Italiana Sommelier di Agrigento presente a questa iniziativa, in che modo? Siamo stati coinvolti nella giuria degustativa che ovviamente valuterà semplicemente il gusto dei cocktail che verranno creati dai ragazzi. D'altronde la sinergia tra le associazioni barman e l'AIS ormai è consolidata da 2 anni di concorso Mixology a Sicilia in Bolle, che quest'anno ovviamente si ripeterà nuovamente, per cui la collaborazione è sempre molto attiva in queste situazioni, in queste fasi. 30 anni di precariato, la protesta dei forestali a Palermo davanti Palazzo d'Orleans. Ce ne parlano i colleghi di Palermo. Oggi in piazza, quali sono le vostre motivazioni? Oggi siamo per l'ennesima volta in piazza di fronte alla presenza della Regione perché le promesse del governo Schifani rispetto alla riforma forestale, che è attesa da tutti i siciliani e dai lavoratori, ancora non arriva e non abbiamo notizie. Abbiamo fatto 2 anni di trattativa con il governo, abbiamo avuto un'intesa su un testo, ma di fatto è passata la finanziaria regionale senza mettere soldi su la riforma sul settore forestale e come sempre ci stiamo avvicinando all'estate, arriveranno gli incendi e nulla è cambiato. La Sicilia ha un problema enorme di dissesto idrogeologico, di siccità, di desertificazione, tutti i problemi che vanno risolti secondo noi con un progetto di riforestazione della nostra regione, un progetto di messa in sicurezza del territorio dagli incendi, e questo si fa con gli uomini, quindi i lavoratori forestali che ci sono vanno stabilizzati, la riforma va fatta perché serve il ricambio generazionale e serve alla Sicilia una forestale pubblica che tuteli il territorio. Questo lo deve capire il governo della regione, per questo siamo qua. Oggi chiediamo un impegno serio da parte di questo governo, l'ennesimo governo che in campagna elettorale ha promesso a questi lavoratori un passo avanti, un migliorare le condizioni economiche e lavorative e dare un riscontro anche alle loro comunità, perché ricordiamoci che loro sono un volano di questa economia. Tutti parlano sempre del dissesto idrogeologico, degli incendi e quant'altro, però ad oggi anche questo governo, che si era impegnato già dalla campagna elettorale ma anche negli anni seguenti a migliorare questa condizione e a mitigare l'effetto del dissesto idrogeologico, non abbiamo riscontro. Tante parole, tante cose scritte ma nessun risultato ancora acquisito. Parliamo appunto di questo immobilismo che riguarda questa riforma. Cosa succede? Un immobilismo che assomiglia un po' alla distruzione della regione. Non c'è motivo di non approvare una riforma che serve prima ai forestali, che indubbiamente è indegno farle lavorare ancora oggi dopo 30 anni e 101 giornate, in secondo luogo giova alla Sicilia, giova alla tutela del bosco e del territorio, più stabilizzazione, più competenze per salvaguardare l'ambiente della nostra isola, anche a rischio incendi. Linea alla regia per la pubblicità. Il CAV di Agrigento, Centro Aiuto alla Vita, da 25 anni al servizio della vita, il servizio di Don Carmelo Petrone. Don Calogero, oggi il CAV Opera Don Guanella di Agrigento festeggia i 25 anni di vita. In questi 25 anni ben 1720 bambini nati grazie al sostegno del CAV. Possiamo dire un comune medio della nostra provincia.
se pensiamo ai comuni più piccoli, come Comitini, come Giardini. Ecco, ed è un numero importante perché se tu pensi che da quando esistono i CAV, 75 è il primo, gli anni 80 si sono sviluppati, ci sono 350 CAV all'incirca in Italia, mi pare di aver letto 190.000 bambini nati, solo nella nostra parrocchia 1720, davvero siamo la mamma più prolifica forse di tutta la Sicilia e questo è un grande vanto, portiamo in alto la bandiera della vita. Senza tante chiacchiere ma con l'esempio e la testimonianza. Con il contributo e il lavoro di tanti in questi 25 anni, a partire da Don Arcangelo Biondo, certo, che ha lanciato appunto l'iniziativa nel 2000. Don Arcangelo, Don Vittorio, ma si fa un'ingiustizia al popolo di Dio citando solo preti, perché è vero che Arcangelo è stato il bulldozer che ha aperto la strada, ma con lui sin dall'inizio ci sono stati un sacco di gente, Angelo, Pinuccia, Ivano, Pietro, Antonella, Maria, i coniugi Ciancimino, Sergio e Daniela, cioè davvero un popolo che ha fatto sua la battaglia per la vita, la battaglia alla maniera di Gesù, con la carità, con la mansuetudine, con il buon esempio, col pagare di persona. Al coronamento, ecco, di questi 25 anni, quale appello ti senti ancora di lanciare alla Chiesa Agrigentina e alla società agrigentina? Mi sento molto vicino alle parole del Papa in questi tempi in cui c'è un grandissimo rispetto della vita. Si pensa al pianeta, si pensa agli animali, al cane, al gatto, al coccodrillo. Io dico, riscopriamo il valore della vita umana. Viva Dio per gli animali, le piante, il cane, il gatto e il coccodrillo, ma non si può tacere sulle logiche di scarto e di morte per quanto riguarda la vita umana. Nessuno è padrone della vita, Dio la dà, noi siamo tutti servitori della vita. Sergio Coniglio, ecco, tu sei stato tra i primi ad accogliere appunto la proposta del CAV. Quali sentimenti albergano nel tuo cuore al coronamento dei 25 anni di vita del CAV Opera Don Guanella di Agrigento? Molta gioia perché insieme con Padre Arcangelo siamo stati di fatto tra i soci fondatori del Centro alla Vita Opera Don Guanella e l'abbiamo festeggiato il 3 febbraio del 2000, anno del giubileo. C'era allora Sua Eccellenza Monsignor Ferraro, abbiamo tagliato il nastro e ora dopo 25 anni abbiamo fatto il taglio che abbiamo offerto per quanto riguarda questa inaugurazione del 25esimo con un altro giubileo a distanza di 25 anni. Quindi abbiamo percorso questi 25 anni in ordine al principio del salvare la vita. Abbiamo raggiunto questo traguardo di 1720 bambini salvati, che è un grande traguardo, aggiungerei in un'epoca in cui il relativismo etico sta distruggendo tutto e la vita è quasi diventata una forma di merce da scambio. Pinuccia, si sono conclusi i festeggiamenti dei 25 anni di vita del CAV. Certamente questi 25 anni sono segnati dalla collaborazione di tanti. Ecco, quali sentimenti oggi albergano nel tuo cuore? Sicuramente sentimenti di riconoscenza di tutta la comunità che ci sta vicino, riconoscenza ai parroci che credono in noi volontari, a Don Arcangelo, a Don Calogero che ci supporta, che ci sopporta, ma sicuramente la cosa più bella è che in 25 anni abbiamo aiutato, abbiamo salvato, abbiamo dato speranza e vita a 1720 bambini. Ecco, questo è il senso più bello per noi interiormente, è questo, aver dato vita a tanti bambini, ha sostenuto tante mamme. Ma anche tante altre persone aiutate. Sì, tante altre persone che hanno chiesto in ogni caso ascolto, hanno chiesto una mano e noi siamo stati sempre pronti, ecco, la cosa più bella è che siamo veramente fedeli, in 25 anni siamo un bel gruppo, non abbiamo mai lasciato il CAV e questo ci rende molto molto fieri di essere stati costanti in 25 anni. Se dovessi spendere una parola per i tuoi collaboratori, quale? Grazie
Grazie a tutti noi che ci crediamo e continueremo a dare speranza a tante mamme, ma soprattutto a fare in modo che tanti bambini possano nascere con il nostro aiuto. Grazie a tutti. Tanti auguri. Il perlato di Custonaci guarda ai paesi europei, la CNA invita i buyer, il servizio di Trapani. Ci siamo concentrati su quello che è il mercato europeo, un mercato che le aziende non avevano mai troppo indagato anche in passato, oggi più che mai rispetto anche agli scenari internazionali fuori dall'Europa questa scelta secondo noi è stata assolutamente azzeccata, perché comunque rafforzare le relazioni all'interno del mercato europeo è sicuramente una scelta vincente. È un evento fantastico e sono di un'impresa di costruzioni della Slovenia e stiamo cercando nuovi contatti per i nuovi bei progetti che li potremo fare insieme. Siamo produttori del Perlato Sicilia, un marmo locale di Custonaci, il Perlatino Sicilia, estratti qui nella provincia di Trapani. Quando ho saputo che questo viaggio è per la Sicilia, per conoscere le pietre di Sicilia, ero proprio felicissima, perché per me è una zona bianca, non conosco le pietre siciliane. So che ci sono calcaree che mi interessano. Ci sono temi molto importanti come la transizione ecologica, la sicurezza sul lavoro, l'innovazione che le nostre imprese devono affrontare, e farlo insieme a partner europei sicuramente è molto più semplice e molto sfidante. Nel mercato ci sono tanti marmi beige, dalla Turchia, dal Nord Africa, Medio Oriente. Il Perlato Sicilia in particolare si distingue le qualità tecniche superiori di durezza, durabilità, facilità alla lavorazione rispetto ad altri marmi concorrenti. Di tempo libero ho girato qui a Trapani, nella città vecchia, ho visto tante bellissime pietre, lavori in pietre con le ditte e soprattutto le cave che mi interessano. So già cosa domandare, quale pietre mi interessano. Giornata giallo-blu per Castrum Favara in occasione delle due partite casalinghe con Sanca Caldese e Nuova Egea Virtus. La società favarese chiama a raccolta i propri tifosi e sconta i biglietti d'ingresso allo stadio. Ce ne parla meglio il collega Giuseppe Moscato. Riempiamo lo stadio Brucoleri, questo è lo slogan coniato dalla società Castrum Favara in vista delle due prossime partite che i gialloblu giocheranno in casa e che sono importantissime ai fini del consolidamento della posizione in classifica per scongiurare lo spauracchio dei play-out. Domenica ospite al Brucoleri sarà la San Cataldese, rivale diretta per la salvezza, e a seguire il 6 aprile la Nuova Egea Virtus. Due incontri che la società favarese vuole e deve assolutamente vincere e conquistare l'intera posta in palio. Per questo la società chiama a raccolta tutti i tifosi e promuove la giornata giallo-blu al grido "Riempiamo il Brucoleri". Per incentivare gli sportivi a recarsi allo stadio è stata disposta la promo gradinata 1x2, ovvero si acquista un biglietto per la gradinata al prezzo di 7 euro e lo stesso sarà valido per due incontri, quello di domenica 30 marzo con la San Cataldese e quello di domenica 6 aprile con la Nuova Egea Virtus. Scontati anche i biglietti per la tribuna se acquistati in prevendita, ovvero 10 euro invece che 15. L'invito a venire allo stadio è stato rivolto anche alla tifoseria organizzata della Curva Nord, che dall'inizio di campionato segue la squadra in trasferta ma diserta le partite interne, non potendo avere a disposizione al Brucoleri la Curva Nord. La dirigenza ha assicurato loro che questo problema sarà la priorità per il prossimo anno, ma chiede loro di mettere da parte tutto e dare il proprio sostegno alla squadra in questa fase cruciale del campionato. Ma seguiamo le interviste ai due presidenti, Rino Castronovo e Salvatore Marrone, effettuate in sala stampa dal responsabile della comunicazione della Castrum Favara, il collega Giuseppe Piscopo. Noi come società ci aspettavamo un poco di più. Dopo 24 anni ritorna la Serie D a Favara e quindi dobbiamo essere sinceri. Noi in settimana abbiamo fatto una riunione, ho visto anche una società un poco triste per questo evento, perché pensavamo che Favara sì, ci sono le persone, però
ci aspettavamo un poco di più, un pubblico più presente, un pubblico, anzi quando ci sono queste partite come il Pompei non bisogna, secondo me, io capisco che loro possono dire la sua per carità di Dio, ma insultare i giocatori per una prestazione fatta male, secondo me non è buono per i giocatori, quindi cerchiamo di essere tutti uniti, noi siamo tutti uniti, quindi ci vuole un pubblico più unito, venire più in massa, cercare di starci il più vicino possibile, perché veramente io devo ringraziare questa società dei sacrifici che fanno, e veramente ne fanno tanti, tanto è vero che lo vedete quello che è successo all'Agas, quello che sta succedendo in altri campionati e altri dirigenti. Quindi noi Favara deve essere fortunata ad avere questa dirigenza e tutte queste persone che fanno tutti questi sacrifici. Vediamo i tifosi, lo voglio fare nuovamente questo appello, di questa presa di posizione che hanno, giustamente, doverosa della curva, che come promesso il prossimo anno sarà aperta, prima la curva e poi la squadra, però per un atto d'amore verso questi ragazzi che hanno dato il massimo delle loro capacità, hanno dato tutto. Ora ci vuole pure che si uniscano a noi i nostri cari tifosi, lasciamo stare tutte le questioni di principio che si sono create fino ad oggi e cercare di essere più uniti che mai, perché loro sono il vero 12° giocatore in campo che ci dà questa spinta finale al fine di raggiungere subito l'obiettivo, e poi con serenità affrontiamo il prossimo campionato e loro a tifare dalla curva, che non ci sono dubbi, ribadisco per l'ennesima volta, non ci sono dubbi che questa società aprirà la curva per il settore locale dove ci saranno i nostri cari tifosi. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, per chi ha la Smart TV in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.